13 anni, colpito dal proiettile sparato dallo zio. A Napoli una bimba di 6 anni è in fin di vita. Incidenti a catena, tamponamenti sulle strade, 35 morti, una cinquantina i feriti. In questo momento così frugato da presagi sinistri, tutto il mondo sta tirando il fiato. E la speranza, sempre più debole, non cede però il passo all'orrore. La cosa più importante è che qualunque esercizio facciate, non vi sforziate, ma vi lasciate andare, vi rilassiate.